Purtroppo la Presidente dell'Associazione Amici del Museo per problemi familiari oggi non può essere presente. Vi saluta e quindi sarò io a presentare il nostro relatore. Il nostro relatore è il professor Carlo Nichibianchi, che è già stato docente presso l'Università di Genova, docente di ecologia, e attualmente ricercatore presso la stazione zoologica Anton Dohrn, che ho visto è un'associazione che è nata nel 1871, quindi è un'associazione che è uno dei più importanti enti che si occupa di fare ricerca nel campo della biologia marina e dell'ecologia. Oggi è membro dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, che noi come associazione non ci stanchiamo mai di ringraziare per l'ospitalità che ci offre, non avendo più noi la nostra sede. Il professore ci parlerà delle caratteristiche delle grotte sottomarine e delle analogie che ci possono essere tra gli organismi che le abitano e gli organismi che abitano invece nelle profondità marine, negli abissi. E quindi do a lui la parola per la sua relazione. Grazie. Grazie per questa presentazione. Ovviamente ringrazio gli amici del museo e l'Accademia per questo invito. Ringrazio tutti voi che siete presenti, vedo tante facce note, tanti amici, grazie davvero di esserci. E appunto, come vi dicevamo, vi parlerò un po' di abissi marini e cercherò di stupirvi facendoci vedere che un po' di abissi li possiamo vedere anche in pochi metri d'acqua, se ci infiliamo in una grotta. Dunque, vediamo se sono capace. Eccolo qua. Allora, diciamo che gli abissi hanno sempre esercitato una certa attrazione, un misto di fascino e di orrore per gli uomini, no? Per gli esseri umani. No? E tanto giusto per fare un esempio, Nietzsche, nei suoi aforismi pubblicati in Al di là del bene e del male, dice: quando tu scrutini un abisso, l'abisso anche scruta dentro di te. Quasi questo a sottolineare una specie di contraltare dell'abisso rispetto all'animo umano. E in generale è lento perché? Eccolo qua. Associata ai misteri, a questo fascino degli abissi, c'è anche un po' il mito dei mostri marini. No? Penso che tutti noi, magari da bambini, abbiamo sentito questa cosa, che gli abissi sono popolati da mostri marini. Queste idee ci derivano sicuramente in parte dal fatto che grossi animali preistorici che abitavano i mari erano tutti così imponenti, mostruosi, con denti voraci, ma in parte anche da miti e leggende come quella del Kraken, che penso che tutti abbiate sentito, no? Di questa specie di piovra gigante che attaccava le navi dei marinai affondandole. Ovviamente tutti questi miti sui mostri marini in realtà derivano semplicemente dal fatto che non avevamo conoscenze fino all'altro ieri, direi, sulle profondità del mare. Per dirvi, negli anni 40 dell'Ottocento, quindi in un periodo abbastanza recente nella storia della scienza, Edward Forbes, che era stato uno dei più grandi biologi marini dell'epoca e che ha scritto tante belle cose, però prese anche una grossa cappella, succede anche ai grandi. E a un certo punto lui emanò quella che venne chiamata la teoria zoica degli abissi, nel senso lui postulò che gli abissi profondi erano privi di vita, perché lui aveva provato a campionare, provato e riprovato, vedeva che non veniva su niente, e quindi disse: è evidente, gli abissi sono privi di vita. In realtà erano gli strumenti che aveva all'epoca che funzionavano male e oltre una certa profondità non ce la facevano più a raccogliere, a prendere, eccetera. Però quest'idea, questa teoria zoica impattò molto la comunità scientifica dell'epoca. Pensate un po' che in fin dei conti uno spazio che in volume occupa quasi il 90% del pianeta privo di vita, no? Faceva sensazione, tanto che pochi anni dopo, pochi decenni dopo, fu armata una nave oceanografica che sfidò questa teoria zoica, si dotò di strumenti all'epoca
più innovativi possibili in grado di campionare in profondità. La nave, guarda caso, si chiamava Challenger, cioè sfidante, proprio perché sfidava questa teoria. E in effetti il Challenger portò un po' di informazioni e demolì questa teoria. Oggi con le tecnologie che abbiamo sugli abissi conosciamo molto di più, siamo in grado di andare a riprendere, a fotografare a migliaia di metri di profondità, cosa che Forbes, poverino, se la sognava. E effettivamente dobbiamo dire che gli animali che troviamo negli abissi un po' mostruosi sono. Abbiamo questi pesci che camminano sui sedimenti in punta di pinna. Abbiamo queste specie di rane pescatrici di aspetto orripilante, che chiaramente sono un po' mostruose, no? Magari ma loro non lo penserebbe, ma noi umani lo pensiamo. Abbiamo queste pesci serpentiformi con organi luminosi, cose che magari non ci si aspettava. Pesci con grandissimi denti, zanne, aspetto feroce. Questo qua è forse più tipico pesce abissale. Il nome latino, Melanocetus, deriva da due parole greche che vogliono proprio dire mostro marino. Cetus è il mostro e i cetacei, la parola cetacei deriva proprio dal fatto che sono organismi mostruosi. E per dirvi, anche un libro scientifico rigoroso come questo, che è una cosa serissima, tende a resistere alla tentazione di mettere il mostro in copertina, perché è affascinante, attira l'attenzione. Però, se adesso andiamo a vedere cosa sono veramente questi mostri marini, li ridimensioniamo un po'. Questi mostri marini, qua di nuovo abbiamo il nostro melanoceto, sono piccoli. E anche piuttosto debolicci, sono carni molli. E perché questo? Perché non ha niente da mangiare, cioè negli abissi non è che ci sia questa gran quantità di cibo, quindi crescere grossi e robusti è veramente dura. Gli aspetti mostruosi che hanno è proprio legato al fatto che, essendoci scarsità di cibo, quando si trova una potenziale preda bisogna poterla ingollare, grossa che sia, non posso sprecarla. Quindi hanno bocche con mascelle snodate, denti grandi, stomaci estensibili, in modo che quando capita qualcosa da mangiare la prendono, poi magari per un mese non vedono più niente. Quindi la loro mostruosità è semplicemente un adattamento a un ambiente in cui c'è tipicamente carestia. Dobbiamo pensare che l'oceano è fatto come un sistema a due compartimenti. Noi abbiamo una zona superficiale relativamente sottile, 100-200 metri al massimo, in cui penetra abbastanza luce per fare la fotosintesi. Se c'è fotosintesi vuol dire che si può produrre del cibo. Infatti viene chiamata zona trofogenica, no? Si genera il cibo, la roba da mangiare. Tutto il resto dell'oceano, da 200 metri fino a 11.000 metri di profondità, non si produce cibo, si consuma solo quello che cade dall'alto, e quindi è una zona trofolitica in cui il cibo viene distrutto ma non prodotto. Questo comporta quella che viene chiamata deplezione trofica, cioè scarsità di alimento. E fra l'altro l'alimento che arriva, oltre ad essere poco, non è neanche di grande qualità, perché cosa arrivano? Detriti, escrementi, mute, particellato sospeso, più o meno degradato, e con quello bisogna adattarsi. Certamente ogni tanto cade fino al fondo qualche grosso pesce o qualche cetaceo, allora lì sì, c'è del banchetto, lì c'è del cibo, sapendolo localizzare, su cui nutrirsi, ma anche per mesi, anche perché le temperature che ci sono negli abissi oceanici, pochi gradi, 4, la roba si conserva meglio che in frigorifero. Un'altra possibilità che molti pesci, e non solo, anche qualche invertebrato mobile, certi gamberi, è di fare delle migrazioni notte e giorno. Durante la notte, quando è buio anche sopra, salgono fin vicino alla superficie, nella zona trofogenica, si nutrono e poi di giorno tornano a rifugiarsi nei loro abissi e fanno queste migrazioni notte e giorno che vengono chiamate nittemerali, no? Notte e giorno. Ovviamente ci sono delle eccezioni, una la conoscete tutti, è famosa, il famoso calamaro gigante, la bestia che supera anche i 15 metri di lunghezza. Pensate che una bestia così grossa
fino all'altro ieri, poi vi dico quando esattamente, era conosciuto soltanto grazie a poche carcasse spiaggiate oppure resti che si trovavano nello stomaco dei capodogli. I capodogli si nutrono di calamari e i capodogli, come sapete, erano cacciati attivamente fino a che negli ultimi decenni non si sono regolamentate le baleniere. Il primo calamaro gigante catturato vivo, e quindi è stato possibile studiarlo un po' come si deve, è stato nel 2004, che nella storia della scienza è veramente l'altro ieri. Ma addirittura le sue ovature le conosciamo soltanto dal 2019. Ah, che peccato, rimane sta scritta, non pensavo. Vabbè. Queste ovature, come vedete, sono delle grandi sfere gelatinose che arrivano abbastanza vicino alla superficie, galleggiano, flottano, diciamo positivamente, per portare gli embrioni che sono contenuti in quella striscia all'interno della massa gelatinosa nella zona trofogenica. Quindi poi gli embrioni quando escono avranno di che mangiare, poi scenderanno nelle profondità. E ovviamente quando sono viste per la prima volta queste sfere che solo occasionalmente si avvicinano alla costa, non è normale, no? Però capita. Cosa sono? Soltanto l'analisi genetica, raccogliendo un po' di materiale, ha permesso di capire che erano ovature di calamaro. Come vedete sono sfere veramente gigantesche. Non si riesce a evitare questa scritta. Vabbè, nel computer io non la vedevo. Vabbè, pazienza, spero siate riusciti comunque a vederlo. Altre eccezioni ci sono. Anche questa è stata una scoperta, diciamo, eclatante per la storia dell'oceanografia. Negli anni 70 del Novecento hanno scoperto che in prossimità delle dorsali oceaniche si verificano delle fratture da cui esce fondamentalmente dei fluidi che sono a contatto col mantello, quindi sono fluidi sicuramente privi di ossigeno, caldissimi e ricchi di idrogeno solforato, acido solforico, che è tossico. E in prossimità di queste risorgenze, incredibilmente, c'era un fiorire di vita abbondante e di grosse dimensioni, come questi vermi tubicoli che superano anche il metro d'altezza e che vedete che densità. Associati a queste formazioni ci sono poi granchi, pesci, ci sono dei bivalvi, delle specie di grosse cozze, grosse una spanna, e guardate con che densità. Cosa mangiano tutti questi filtratori lì, a profondità che, come vedete, non sono proprio abissali, comunque sono molto profonde. Cosa mangiano? E la scoperta è stata che mangiano dei batteri particolari che sono capaci di usare l'acido solfidrico, che è tossico per tutti gli organismi superiori, e utilizzano quest'acido, lo ossidano, in questo processo traggono energia per vivere. Quindi fanno quella che viene chiamata chemosintesi, no? Come c'è la fotosintesi che usa la luce come fonte energetica, c'è la chemosintesi che usa come fonte energetica una reazione ossidativa. Questi batteri chiaramente producono una biomassa batterica che è fonte di cibo poi per gli organismi che ci stanno intorno. Addirittura molti organismi macroscopici, come quei grossi vermoni che vi ho fatto vedere, ospitano all'interno del loro corpo dei batteri simbionti, di modo che si portano i produttori in casa. Uno schemino giusto per capirci. Se c'è qualche chimico in sala, vi prego di chiudere gli occhi perché era un po' semplificata per farci capire, non lo so che non è un po' brutale come schema, però per intenderci, sopra vedete la reazione tipica della fotosintesi. Abbiamo acqua, H2O, che insieme a anidride carbonica forma sostanza organica e libera ossigeno. La chemiosintesi prende acido solfidrico, H2S, guardate come assomiglia alla formula dell'acqua, e insieme a anidride carbonica produce sostanza organica e libera zolfo. Non ha forse la stessa efficienza della fotosintesi, però bene o male funziona. Devo però dirvi, vi avevo già anticipato, che queste eccezioni non sono proprio abissali, nel senso, in oceanografia, vuole essere rigorose, gli abissi sono quella fascia di mare tra i 3.000 e i 6.000 metri. Queste che vi ho fatto vedere, sia i calamari giganti, sia le risorgenze termali con i vermoni e i batteri, tutto un po', sono magari sui 1.500-2.000. Per carità, però è anche vero che nell'immaginario collettivo sono abissi tutto quello che si trova subito sotto la profondità del mare, ciò che non si vede, che non è a portata d'occhio di noi umani, sono gli abissi del mare. Tant'è vero che Ansas, un nome che molti di voi avranno sentito, è stato uno dei pionieri dell'immersione subacquea e della ricerca scientifica subacquea, scrisse le sue autobiografie intitolandolo Abissi inviolati. E lui da subacqueo
abisso è stata a poche decine di metri di profondità, non è che sia sti grandi abissi. E per dire sempre lui, si fa ritrarre in questa foto con un ombrello su cui hanno dipinto, come notate, la faccetta del melanoceto, il famoso mostro marino, no? Sempre per insistere su questo fatto degli abissi. E mostri marini, anche questo ormai è un mito, ci si esagera. Ogni volta che troviamo un animale strano in mare, è un mostro marino. Questi sono giornali d'epoca in cui hanno trovato una specie aliena nella laguna di Venezia, alla faccia degli abissi, che era semplicemente un gasteropode, un conchiglione, mai visto prima, era alieno, e i titoli dei giornali è il mostro della laguna di Venezia, no? Quindi c'è questo voglia questo mito del mostro marino, insomma, no? Comunque sia. Seppelliamo i caratteri degli abissi marini, abissi nel senso mare profondo, possiamo riassumere in 5 punti che vi ho un po' illustrato. Certamente l'assenza di fotosintesi, la deplezione trofica, la scarsità di cibo, le migrazioni interminerali per andare a cercarsi il cibo altrove, fauna scarsa e di piccole dimensioni e un'importanza almeno locale della chemosintesi, visto che non c'è la fotosintesi. E gli stessi caratteri, cercherò di illustrarvelo, si possono trovare nelle grotte sottomarine, che sono accessibili all'immersione subacquea, quindi che sono più studiabili, più frequentabili. Anche le grotte d'altra parte fanno parte del mito. Se ci pensate, non so, secondo la mitologia greca, Zeus, re degli dei, è nato in grotta, e anche altri dei sono nati in grotta o ci sono vissuti, e la tradizione cristiana fa nascere Gesù Cristo in una grotta. Perché ogni tanto si incanta? Ce l'ho fatta. Platone usa il mito della caverna per parlare del problema della conoscenza. Per tutta l'antichità le grotte erano luoghi sacri, erano la via d'accesso all'oltretomba, ma uno studioso come Leonardo da Vinci scrive che una volta è entrato in una grotta attirato dalla curiosità per vedere se c'era qualche cosa mirabile, no? Particolare, eccetera. E una rivista scientifica serissima, rigorosa, che si occupa appunto di grotte, di biologia delle grotte, mette nel suo logo un mostro completamente inventato, ma tant'è, la cosa attira. E diciamo le nostre conoscenze sulle grotte sono piuttosto recenti, perché sono state possibili solo dopo l'invenzione e l'adozione delle attrezzature per andare sott'acqua in maniera autonoma. Penetrare in grotta con strumenti fino allora era impossibile. Adesso ci sono anche dei robot che ci vanno, d'accordo, ma stiamo parlando nell'immediato dopoguerra, sono i primi casi. E direi che il padre delle nostre conoscenze sulle grotte marine è un austriaco, Rupert Riedl, un nome estremamente famoso tra i biologi marini, che organizzò nel 52, mi sembra, nei primi anni 50, una spedizione nelle grotte del Golfo di Napoli, proprio per fare un primo inventario delle conoscenze. E lui stesso, Riedl, scrive poi che la motivazione che lo spingeva non era un interesse scientifico, era proprio la curiosità. Lui scrive: vi mostreremo cose che non vi siete nemmeno mai sognati. C'era proprio questa idea, vado a scoprire il mistero. E Riedl poi riassume tutte le esperienze che fa in un librone, purtroppo in tedesco, ma che ancora oggi è fondamentale, il Biologie der Meeressäulen, che sicuramente è il testo da cui partire per chi volesse interessarsi un po' di grotte. Poi ci sono altri punti importanti, Grotte Marine d'Italia degli anni 90, promosso da Paolo Colantoni, che è stato il mio maestro. In tempi più recenti c'è un volume fatto dal Ministero dell'Ambiente sulle grotte marine, pubblicato nel 2003, su iniziativa di Fabio Cicogna e di Riccardo Cattaneo, che penso molti di voi conoscono e hanno conosciuto e ricordino. Il più recente punto di riferimento è una review a cui ho partecipato anch'io, pubblicata nel 21, quindi ancora aggiornata, e questa, chi fosse interessato, è scaricabile gratuitamente dalla rete, quindi basta digitare il titolo e riuscite a trovarlo. Ci sono delle affinità tra le grotte e gli abissi marini, e
Già questa è una. Questo è il famoso celacanto, è un pescione abbastanza grosso che si riteneva estinto, appartiene a un gruppo che dominò i mari nel Mesozoico, si riteneva estinto, invece in tempi abbastanza recenti ne hanno trovato 2 specie ancora esistenti che vivono in grotte profonde, tanto per dire. E le hanno potute adesso studiare perché ci sono i robot e ci sono anche le tecniche per immersione profonda, no? Con le miscele, queste cose qua, perché si tratta di andare a 100-200 metri di profondità. Senza arrivare a quelle profondità, contentiamoci di una grotta a una ventina di metri. Questa è una grotta francese, studiata recentemente dai nostri colleghi francesi. Hanno studiato questi piccoli crostacei, tipo pulci di mare per intenderci, e hanno visto, guardate le torte, che man mano che si entra nella grotta si avevano sempre più specie abissali e sempre meno specie di acqua bassa. L'azzurrino chiaro sono le specie di acqua bassa, vedete che sono vicino all'ingresso, ma in fondo alla grotta, il blu scuro, sono specie abissali. Quindi entrare in una grotta facendo pochi metri, 50 metri di penetrazione in grotta, è un'immersioncina negli abissi. Vediamoli queste caratteristiche comuni. Abbiamo detto assenza di sottosintesi. Allora, in mare per vedere sparire la luce ci vogliono centinaia di metri. In grotta in pochissimi metri la luce scompare e siamo presto al buio. Con la scomparsa della luce noi vediamo tutto un gradiente di trasformazione da un popolamento dominato da alghe che chiamiamo fotofile, amanti della luce, fino ad alghe invece che chiamiamo sciafile, amanti della penombra, fino a soltanto animali. Come succede in mare? In mare succede in centinaia di metri, in grotta succede magari in 10 metri. Ecco, qua vi faccio un po' vedere, in alto a sinistra sono delle tipiche alghe che trovate fuori dalla grotta, vedete un boschetto di alghe lussureggianti. Appena si comincia a entrare in grotta le alghe diventano incrostanti, non ce la fanno più a crescere così ampiamente, e le ultime alghe, le più sciafide, no? Le più amanti della penombra, tipo questa alga verde qua incrostante. Fra l'altro, vabbè, curiosità per i subacquei, questa alga verde che è molto comune all'ingresso delle grotte è commestibile, è dolce. Certamente fare una porzione vuol dire mettersi lì a grattare metri quadri di roccia, non è conveniente, però come curiosità. E arriva a coesistere, come vedete, col corallo rosso, con le spugne, cioè con i popolamenti tipici di grotta. È l'alga più sciafila che abbiamo in Mediterraneo e forse addirittura al mondo. Entrati in grotta vera e propria, solo animali, e una delle prime cose che dominano la volta delle grotte al loro ingresso, facile da vedere per tutti, sono grandi foreste di corallo rosso. Una volta era molto più comune e sicuramente di taglia più cospicua, ma potete immaginare che quando negli anni 50 i primi subacquei hanno scoperto che sulla volta delle grotte a poca profondità c'era corallo rosso, ne hanno fatto man bassa, e quello temo che sia perso per sempre. Adesso c'è ancora in alcune grotte, ma grosse colonie su cui fare gioielli non se ne parla più. Altri coralli non preziosi, non lavorabili, di vari colori, tappezzano man mano che entriamo nella grotta la volta delle varie grotte. E oltre ai coralli, gli organismi dominanti sono delle spugne erette e massive vicino all'ingresso e invece incrostanti man mano che entriamo. Sempre per il solito discorso, sta cominciando a mancare il cibo, non c'è fotosintesi, ricordiamocelo, e quindi riuscire a sviluppare un corpo massiccio ed eretto è impossibile. Mi accontento di una sottile patina di spugna. Questa è una spugna che i subacquei conoscono bene perché ci trovano sopra sempre la bacchetta di mare, che è una delle cose preferite dai fotografi, e questa ci racconta una storia divertente perché fuori dalla grotta tipicamente ha una morfologia a focaccia, diciamo, ed è di colore, come vedete lì, insomma, violaceo. È di colore violaceo non perché lei è violacea, lei è bianca, ma ospita al suo interno dei microrganismi simbionti fotosintetici che le danno quel colore lì perché hanno dei pigmenti rossastri con cui captano la luce anche debole. Appena entriamo in grotta, batteri, insomma i microrganismi fotosintetici simbionti se ne vanno e lei rimane bianca, ma ha ancora la forma a focaccia. Se entriamo ancora di più, la forma a focaccia non è più sostenibile, diventa ramificata per poter avere un maggior rapporto superficie-volume.
capite? Perché gli scambi avvengono attraverso la superficie, ma la biomassa si accresce in un volume, e per mettersi un volume massiccio in grotta dove non c'è tanto cibo non puoi, quindi aumenta la superficie per scambiare di più, e addirittura nelle parti più interne diventano pendule come delle stalattiti viventi, no? E fra l'altro c'è anche un problema banale, sono specie filtratrici le spugne, come sapete, che assorbono l'acqua da tantissimi poriferi che hanno su tutto il corpo, e poi emettono gli scarti attraverso l'osculo, che sono quei buchi più grossi. Una forma appiattita in un ambiente dove c'è poco movimento d'acqua dentro le grotte vorrebbe dire che gli scarti ti ricadono addosso, che penso non sia il massimo della vita, quindi è ovvio che creano queste forme in realtà penzole, così gli scarti cadono verso il basso. Morale, questo fatto appunto che man mano che entro il cibo diminuisce, perché siamo in una zona in cui non si produce cibo, arriva dall'esterno, così come negli abissi arrivava dall'alto. Ovviamente determina una zonazione abbastanza severa, quindi vicino all'ingresso ancora c'è tanta vita, c'è ancora cibo abbastanza. Man mano che si entra ce n'è sempre meno, e quindi cambiano i tipi di organismi fino ad arrivare a quelli più tolleranti la scarsità di cibo, con meno esigenze metaboliche e così via. Quindi questa zonazione ci descrive molto bene i gradienti di deplezione trofica. Nelle parti più interne la cosa che vediamo sulle pareti delle grotte sono soltanto pochi vermi tubicoli, questi tubicini di calcare bianco, probabilmente avete visto dei loro parenti stretti a volte sulle cozze, quando vi fate un'impepata di cozze spesso, no, ci sono questi tubicini, sono i loro parenti, no? E chiaramente questi sono dei vermettini piccolini, non hanno grosse esigenze metaboliche. Ovviamente da quello che vi ho detto dovreste aver intuito che il grosso del popolamento di grotta è rappresentato da dei filtratori che filtrano l'acqua col cibo che arriva da fuori, no? E man mano, vi dicevo, più si va dentro meno ce n'è. Ovviamente se è una grotta molto ampia il volume d'acqua contiene una quantità di cibo adeguata, e quindi c'è di che vivere anche per ore o addirittura per giorni. Se la grotta è piccolina, quel po' di cibo che arriva viene fatto fuori subito, quindi diventa indispensabile che la grotta abbia un buon ricambio idrico. Se l'acqua è stagnante, il cibo che c'è dopo un po' è finito, volendo anche l'ossigeno, ma diciamo soprattutto il cibo il problema, no? Quando la grotta è più ampia può reggere un po' di più. Vi dicevo, diminuisce la quantità di cibo, il grafico di sopra, quelle barre verdi, è la quantità di clorofilla, cioè il fitoplancton, per dare un indizio di cibo fresco. E come vedete, man mano che entro da sinistra a destra, dall'esterno della grotta fino alle parti più interne, diminuisce brutalmente. Ma non solo diminuisce la quantità, peggiora tantissimo anche la qualità. Quel grafico sotto che vedete è un rapporto che praticamente mi dice quanto è marcio il cibo, per dirla in termini molto terra-terra. Quindi più ci si addentra, più chiaramente il cibo non è fresco. Vicino all'ingresso ci sono ancora le cellule del fitoplancton vive, cariche di clorofilla, roba buona. E man mano che sono dentro sono tutta roba morta, già mezza degradata, no? Quindi insomma, per chi vive in fondo alla grotta, se mangia poco e se mangia male, cioè non è proprio il massimo, no? Ovviamente anche qua, come quando cadeva un grosso pesce al fondo si faceva banchetto, anche qua quando arriva un cadavere, ad esempio questa è una medusa morta che le correnti hanno portato dentro il fondo alla grotta, notate che sono tutte spugne incrostanti intorno e serpulidi, questo granchio dice: oh, piatto ricco, mi ci fitto finalmente, no? Con questa ci vivo un mese ovviamente, no? Abbiamo detto quindi che è importantissimo il ricambio idrico e diciamo c'è questa nozione di confinamento, nel senso una grotta poco ricambiata si dice che è confinata rispetto al mare, che è quello che il mare esterno, no? Che è quello che apporta il cibo. Per avere un'idea del ricambio la cosa migliore è fare delle misure di corrente dentro la grotta, ma chiaramente le grotte spesso sono spazi angusti, mettere dei correntometri, un correntometro vuol dire mettere un corpo morto, mettere un galleggiante per poter dentro una grotta non sempre si può, e noi ci siamo escogitati un banale trucco, abbiamo piazzato un mini correntometro portatile subito fuori dalla grotta, lo vedete in alto a destra, e poi in tutta la grotta e anche fuori vicino al correntometro abbiamo messo delle palline di gesso.
Il gesso si scioglie più rapidamente in acqua se l'acqua è mossa, se l'acqua è stagnante si scioglie meno, è ovvio. Avendolo messo anche vicino al correntometro abbiamo un modo di tarare quanto il consumo di gesso corrisponde alla corrente. Dopo un giorno di esposizione abbiamo ritirato tutte le palline, abbiamo fatto la differenza di peso tra prima e dopo e abbiamo potuto stimare la velocità di corrente. E da quello, ad esempio, abbiamo visto cosa che voi dite, era ovvio, certo, ma finché non l'ho misurato, lo sapete, in scienza è così, non basta di dire me sembra, me passa e sa, cioè si vuole misurare, no? Lord Kelvin diceva finché non l'hai misurato non sai di cosa stai parlando, giustamente. E si è visto che, guarda caso, nelle grotte a tunnel, cioè con 2 aperture, e lì c'è sempre un movimento d'acqua, c'è sempre corrente, no? Come quando noi apriamo 2 finestre in una stanza si crea corrente. Se invece c'è una sola uscita e quindi la grotta è a fondo cieco, il fondo cieco di fatto è confinato. E questo l'abbiamo visto anche, diciamo, nei suoi risvolti biologici. La torta di destra è una grotta a tunnel, la torta di sinistra è una grotta a fondo cieco. Come vedete, nella grotta a tunnel, anche nella parte più scura, più interna, eccetera, ma a tunnel, le pareti sono coperte al 100% di organismi, non c'è roccia nuda. Se invece guardate la grotta a fondo cieco, un terzo abbondante delle pareti, grigio, è privo di organismi. Non ci sono organismi, non perché manca lo spazio, c'è, ma perché manca da mangiare. E quindi tipicamente nelle grotte a fondo cieco si distinguono, ve l'ho già detto, delle zonazioni più o meno, diciamo, ricorrenti, ma soprattutto quello che viene chiamato nel nostro gergo il quartiere vuoto. È proprio la parte più interna in cui di fatto non c'è nulla. È la teoria zoica che torna quasi quasi, Ogni tanto non... vuole che lo leggiate bene tutto. Oh, ce l'ho fatta. Questa ad esempio è un quartiere vuoto, come vedete la roccia è nuda, c'è rimasto ancora qualche serpulide, ve l'ho detto, sono i più grandi di tutti, ma la cosa che ci ha colpito è che tipicamente in questo ambiente si creano sulle pareti delle patine nerastre. Cosa saranno? Abbiamo grattato, abbiamo campionato, abbiamo fatto degli esami con sonde microscopiche e abbiamo visto che sono dei micronoduli polimetallici, c'è del ferro, c'è del manganese, c'è del rame, c'è dello zinco. E guarda caso anche questo fu una sorpresa, perché la stessa cosa si trova negli abissi. Qua non sono micronoduli, sono macronoduli, che sono anche di grosso interesse per l'industria, che sta cercando di attrezzarsi per andare a campionare in maniera redditizia a quelle profondità. Non è un problema banale, perché se ne raccolgo uno non vale la candela, devo avere la possibilità di raccogliere delle tonnellate e non è un problema banale. Però diciamo è una ricchezza teoricamente molto estesa, non infinita perché di infinita non c'è niente su un pianeta finito, ma comunque sia che sicuramente è molto abbondante rispetto alle risorse terrestri, tra cui anche di terre rare. Forse avete sentito, no? Come le terre rare oggi siano state importanti e determinano anche molte scelte politiche e militari attuali, no? L'altro aspetto, passiamo al terzo, le migrazioni mitemerali. Ovviamente nelle grotte non c'è soltanto roba attaccata alle pareti, ci sono anche degli animali che si muovono, dei pesci, dei crostacei, e anche questi fanno come fanno negli abissi quei pesci che salgono in superficie. Questi cosa fanno? Di notte escono fuori, vanno a mangiare fuori, vanno fuori a cena tutte le sere e dopodiché tornano a passare la giornata dentro la grotta. In questo modo scavalcano il confinamento, evitano la depressione trofica, anzi aiutano ad arricchire il cibo della grotta, perché bene o male vanno poi di giorno a stare lì e portano i loro escrementi, che si è detto la qualità è quella che è, ma c'è chi si contenta. E questo fenomeno ad esempio è stato quantificato e studiato nel caso di questo pesce, Apogon imberbis, pesce cardinale, credo che i subacquei lo chiamino anche re di triglie, non ho mai capito cosa c'entrano le triglie, ma mi sembra che sia chiamato re di triglie, mi dicono di sì. Ok, abbiamo proprio visto, quantificato che di giorno esce, abbiamo visto cosa mangia eccetera, scusate, di notte esce, di giorno rientra, se ne sta in grotta al rifugio e ovviamente nei suoi escrementi si trovano ancora avanzi di quello che ha mangiato e quindi fondamentalmente porta del cibo
alla grotta. Qua vedete com'è comune questo pesce nelle grotte. Fra l'altro, così come nota di colore, è un pesce femminista perché è il maschio che si occupa di incubare le uova nella sua bocca, per cui finché gli embrioni non sono maturi non mangia, sta a stecchetto, mentre la femmina esce a cena tutte le sere, no? Da sola. E dopodiché, insomma, quando poi finalmente gli embrioni escono, va a mangiare anche lui. Altri pesci comuni delle grotte che tutti i subacquei conoscono, la mostella. Anche qui in Mediterraneo abbiamo due specie di questo genere, Ficis, due specie di mostella, la mostella bianca che sta in profondità e viene pescata con la stessa strascica profonda, e questa mostella qui che invece sta nelle grotte. Guarda caso c'è sempre qualche richiamo alle profondità. Oltre ai pesci ci sono crostacei, granchi, gamberi, astici, aragoste che tipicamente troviamo in grotta. Tra questi sicuramente un gambero molto interessante è la presionica, viene chiamato volgarmente gambero sega perché ha un rostro seghettato, non per le sue abitudini personali. E a Portofino, ad esempio, c'è una grotta che viene chiamata Grotta dei Gamberi, in cui, grazie a Barsotti che ha fatto questo video, vi faccio un po' immergere, facciamo una piccola penetrazione in grotta. Allora, appena entrati, mi spiace la scritta, comunque spero che vediate, incontriamo giustamente le mostelle. Guardate quante ce n'è. Io non credo che fuori capiti di vedere 5-6 mostelle tutto d'un colpo. In grotta era di giorno, ovviamente, sono lì che si fanno i fatti loro. È arrivato Barsotti col video, le luci eccetera, e ovviamente loro si sono un po' inquietate. E guardate giustamente le pareti, spugne incrostanti, guardate la povertà tutto sommato. E qua siamo ancora all'ingresso, non è che siamo ancora entrati tanto. È una grotta che si apre a Portofino sui 30 metri di profondità e penetra per una ventina di metri, quindi insomma, ecco, questi sono i gamberi, vedete, sono in abbondanza enorme. Fra l'altro qua sono filmati sul fondo fangoso, quindi vedete anche l'ombra, sembrano ancora di più. Comunque veramente sono sciami di forse migliaia di gamberi, no? Vedete anche sulle pareti. Vi dicevo, è una grotta facile, tra virgolette, è dritta, non c'è possibilità di perdere, però siamo a 30 metri, quindi un minimo di precauzione e di esperienza lo richiede. Ecco, vedete anche lungo le pareti, qua è di nuovo sul sedimento, spero che riusciate a discernere dietro, non le metterò mai più le scritte, va bene. Vedete le pareti che sono povere, vedete che ci sono quelle spugne ramificate di cui vi ho parlato? Qualche serpulide e gamberi. Adesso credo che Giorgio si stia girando per tornare indietro, sì, ecco, sicuramente rivedremo, eccole qua le mostelle, vediamola all'uscita, e guardate qua quanti di quei pesci, il re di triglie che vi dicevo. Questo è comunissimo davvero in tutte le grotte, ma anche in grotticelli, in anfrattini da niente, forse anche chi fa un po' di snorkeling può vederlo, perché basta veramente un anfrattino che c'è. Ed ecco che stiamo uscendo, forse in uscita riusciamo a vedere qualcosa di più sulle pareti, che come vedete comunque ancora adesso vicino all'uscita sono povere. Guardate che però qualche piccola spugna retta vicino all'ingresso comincia a comparire. Qua c'è un problema, che c'è anche della sedimentazione in questa grotta, che chiaramente impoverisce ancora di più il popolamento. Barsotti si è innamorato delle mostelle, evidentemente. Gli hai fatto proprio un servizio, e credo appunto che ci sia, prima di uscire si vede un po', forse adesso, ecco, tutti quei puntini gialli sono dei coralli, non il corallo rosso ma quegli altri coralli che vi ho detto che spesso caratterizzano soprattutto le volte, non le pareti, le volte delle grotte. Ed ecco quindi che usciamo e torniamo di nuovo al popolamento esterno. Vedete come subito comparono già le prime alghe, siamo ancora quasi all'ingresso della grotta, ma guardate già come il substrato è ricoperto al 100%, c'è di tutto, c'è anche alghe erette, cioè, siamo tornati, se volete, nel mondo esterno tipico dei nostri mari.
Un altro animalino che fa queste migrazioni e si è visto che è di un'importanza enorme è questo che si chiama Mimisi speluncola, guarda caso. È un crostaceino piccolo piccolo, sembra un gamberetto, è in realtà un altro gruppo, ma insomma è un piccolo crostaceo e che fa sciami, come potete intuire. Tutti questi puntini rossi sono loro, che fa degli sciami veramente immensi, ancora di più di quelli del gambero che avete visto prima. E chiaramente questo va fuori la notte a mangiare, torna in grotta e non solo lascia i suoi escrementi, ma essendo piccolino e facilmente pappabile è preda degli anemoni che vivono nella grotta, quindi proprio porta del cibo fresco. E altra scoperta che stupì molto quando fu fatta, questa è abbastanza recente, sarà 20 anni fa, esiste una spugna carnivora. La spugna carnivora, com'è possibile? Tra l'altro, guarda caso, si è scoperto poi che esistono delle specie in grotta e delle specie in grande profondità. Questa spugna vive con un lungo e sottile peduncolo, grazie al quale si sporge dalla parete nella colonna d'acqua. E ha delle spicole che, anziché tenersi solo all'interno, le fa uscire all'esterno e le rende appiccicose, tipo il velcro. Quindi questi crostaceini piccini picciò che in sciami passano avanti e indietro ogni tanto incappano in questa parete di spugne con le spicole che li catturano. Qua vedete una foto al microscopio elettronico di questi crostaceini catturato tra le spicole di questa spugna. E voi direte, ho capito, ma quando l'ha catturato la spugna non ha la bocca, non ha lo stomaco, come fa a mangiarsela? Pazienza, aspetta che muoia, marcisca e lei poi assorbirà i prodotti della decomposizione. Ovviamente non ci mette un'ora, ci mette giorni e giorni. Come vedete, per digerirsi uno di quei micro gamberini lì ci mette 15 giorni. Però, signori, là dove non c'è niente da mangiare va bene tutto. Però per dirvi l'importanza di questi gamberettini da niente. Dicevamo scarsità di fauna e piccole dimensioni, l'abbiamo già accennato, formalizziamo ulteriormente anche qua, entrando in grotta c'è sempre meno roba e sempre più piccola. Partiamo dall'esterno in cui abbiamo specie ramificate, le gorgogne, ma volendo appena entrati anche lo stesso corallo, che sono dell'ordine dei decimetri, arriviamo in fondo dove ci sono quei famosi serpulidini da niente che sono meno di 1 centimetro di spessore. I mostri che vivono nelle grotte oscure, nella parte più in fondo alle grotte, sono mostri piccoli, come negli abissi. Questa è la famosa brotula nera, che è lunga come una matita, ed è anche questo un mostro abissale, perché la famiglia a cui appartiene comprende molte specie profonde e una specie di grotta, che non è comunissimo vedere, anzi quando si riesce a vederne una in grotta è un bel colpo. Questo l'ho fatta nella grotta di Bergeggi e poi l'ho vista anche a Mitigliano, a Palinuro con Fabio Barbieri, insomma vabbè. C'è. Ci sono anche qui le eccezioni. Nelle grotte si poteva trovare la foca monaca. Sapete che in certe grandi grotte che nella parte in fondo abbiano una zona emersa, le foca monaca andava lì a partorire e comunque a riposarsi, a stare eccetera. Sapete che la foca monaca da noi è quasi estinta, se ne salva una popolazione in Egeo perché è protettissima, però mi si dice che ancora adesso ogni tanto qualche maschio erratico passa anche dalle nostre parti. Una volta c'era anche dalle nostre parti, se conoscete un po' le nostre zone, ci sono dei toponimi, la grotta del Bue Marino, la grotta delle Sirene, sono toponimi che arrivano proprio dal fatto che c'erano le foche monache, il Bue Marino è la foca monaca, la Sirene è la foca monaca. Chissà se torneranno mai, magari con qualche politica di protezione torneranno. La chemiosintesi, con questa chiudiamo. Ci sono alcune grotte, in particolare a Capo Palinuro ce ne diverse, e io le ho studiate con Fabio Barbieri che è qui presente, ringrazio di essere venuto, che hanno al loro interno delle risorgenze appunto di queste acque idrotermali, calde, sulfure, anossiche, che sbucano dentro la grotta. Se sbucano fuori in mezzo al mare sono piccole, sono più piccole di quelle oceani abissali. Se sbucano in mezzo al mare chiaramente fanno poco effetto, ma lo fanno. Dentro una grotta fanno un effetto amplificato. Perché? Perché le acque che escono sono calde,
dolci, quindi meno dense, quindi tendono a galleggiare sopra le acque marine e quindi rimane una specie di cupola di acque sulfuree anossiche sulla volta e si crea quello che tecnicamente chiamiamo un chemoclino, no? C'è il termoclino, no? Che separa acque calde e acque fredde, chemoclino separa masse d'acqua con qualità chimiche diverse. E noi abbiamo studiato molto bene questa grotta, abbiamo fatto un progetto che è durato 3 anni, no? Direi che siamo tornati. E in particolare dentro una delle grotte, la grotta azzurra di Palinuro, la parte più interna, che dovrebbe essere quella più confinata, più povera, eccetera, c'è questa invece che viene chiamata sala della neve, perché cosa succede? Succede che sulla volta, dove ci sono le acque anossiche ricche di acido solfidrico, ci sono dei batteri che lo ossidano, traendo energia e formando biomassa. La biomassa batterica in eccedenza cade per gravità, floccula, come se nevicasse. Avete presente quelle cose kitsch da turisti della bolla di vetro con dentro il Colosseo che voi la girate e poi cade la neve? L'effetto è quello, quindi subacqueo che entra vede questa neve cadere. Ovviamente questa neve che cade è biomassa batterica, è cibo per quegli organismi che vivono nella grotta e in effetti la sala della neve, pur essendo una parte interna della grotta, ha un'abbondanza e una dimensioni di taglia di fauna che quando lo vedemmo per la prima volta ci stupì. Allora qua vediamo la volta della sala della neve con tutti questi filamenti batterici e credo che questo subacqueo sia Fabio Barbieri, sei tu, no? Io ho fatto la foto. Tu hai fatto la foto e allora lui è al Visi? No. Neanche, vabbè, è uno sconosciuto. No, non è uno sconosciuto, è un altro subacqueo. È un altro subacqueo, è un amico suo, eh? Rito. Ah, Rito, sì, me lo ricordo, lo conosco. E vedete, guardate qua, proprio c'è una riga netta dove c'è l'acqua sulfurea sopra con solo le pattine e i filamenti batterici. Subito sotto ci sono bestie abbondanti e giganti, cioè il corallo, quello lì arancione, è più grosso di quello che si trova fuori e similmente quella spugna lì che si trova è più grossa, ci sono pugni da 15 kg, li abbiamo viste, di quelle che trovi tipicamente fuori che sono delle pallottoline. Perché? Perché c'è una disponibilità di cibo inaspettata. Ci sono addirittura delle specie che attuano comportamenti alimentari specifici. Quello che vedete a sinistra è un nudibranco, una lumaca di mare che io ho chiamato brucatore coraggioso. Cosa fa? Lui ogni tanto fa delle incursioni nella zona dove ci sono i filamenti batterici, anossica, quindi va in apnea praticamente, va, bruca tutto quello che può e poi torna indietro. Quindi è come se facesse le migrazioni nictemerali, lui le fa a scala centimetrica, anche perché è una lumaca, è lenta, però per dirvi, no? E quest'altro è un verme tubicolo che fa crescere quasi come se li coltivasse i filamenti batterici intorno al proprio tubo. Ogni tanto tira fuori i suoi tentacolini, se ne pappa un po' e torna dentro. Quindi proprio si sviluppano adattamenti e comportamenti innovativi. E sul fondo della sala della neve ci sono dei filtratori abbondanti e grossi come la pinna nobile, spesso conosciate tutto, è una specie di cozza enorme che arriva a 1 metro dentro una grotta. Cosa mangia? Mangia la neve che arriva dall'alto. Campi di questo sabellide tipo lo spirografo, diciamo, non è lo spirografo, è un suo parente, ma guardate che densità, che sono lì che aspettano la manna dal cielo praticamente, no? E quei floccoli che sfuggono, che non sono intercettati dai filtratori, arrivano al fondo e sono mangiati dai detritivori, quindi c'è da mangiare per tutti. E quindi, per andare a concludere, vi ho enumerato 5 caratteri dell'ambiente profondo, 5 caratteri delle grotte che più o meno si ripresentano allo stesso modo, ovviamente non identici, ma guarda caso con che similitudine. Ovviamente quindi per gli scienziati è estremamente interessante lo studio delle grotte perché ci permette in maniera molto accessibile, molto semplice, di effettuare studi che poi ci possono guidare a programmare studi molto più costosi, molto più complicati a 2000 metri di profondità. Andare in grotta, capite che uno ha un gommone, le bombole, va, costa pochissimo, va e torna in giornata. Andare in mezzo all'oceano, ci vuole una nave oceanografica, mini sommergibili, strumentazioni che ad esempio l'Italia non ha, banale, mentre invece l'Italia ha subacquei che sanno andare in grotta e che vengono qui poi a raccontarvi queste cose.
Certamente le grotte sono anche estremamente affascinanti per il subacqueo amatoriale, perché giustamente riscopre il fascino degli abissi a portata di mano. Ovviamente l'immersione in grotta non è un'immersione banale, richiede chiaramente un minimo di esperienza e di preparazione, ci sono corsi, ci sono dei manuali. Questo manuale, guarda caso, l'ha fatto un certo Fabio Barbieri. È stato carino a venire, grazie davvero. E lui tu sei istruttore CMAS non mi ascolta nemmeno, vabbè. Credo, sei istruttore CMAS di immersione in grotta, quindi chi fosse interessato può rilasciare brevetti. Con questo vi ringrazio e vi invito a seguirmi verso la luce, uscendo dalla grotta, in questo video che mi ha fatto Annalisa Zola, che è qui presente e che ovviamente ringrazio. Bene, allora ringraziamo il professore per anche queste belle immagini, perché voglio dire, insomma, sono veramente eccezionali. E se c'è qualcuno che vuole chiedere qualche cosa? Volevo chiedere una cosa, se sente. È stato fatto un censimento delle grotte presenti nella Ligure, più o meno quante ce n'è, se ce n'è, quante? Sì, l'abbiamo fatto e l'abbiamo pubblicato uno anche abbastanza recentemente. C'è stato un convegno sulle grotte qua in Liguria e noi abbiamo proprio curato la parte grotte marine e abbiamo fatto un censimento, però devo dirvi che purtroppo, benché sia un habitat classificato di interesse protezionistico dalle comunità europee, tutte quelle cose lì, di queste grotte noi le abbiamo censite, ma della maggior parte non esiste nemmeno la topografia, banale rilevamento. Per non parlare di quelle che sono state anche un po' studiate dal punto di vista geologico e biologico, che sono veramente da contare sulle dita di una mano. C'è la grotta di Bergeggi, la grotta del Tinetto alla Spezia, le grotte di Ventimiglia, forse una grotta di Isola Gallinare, insomma veramente, cioè, che abbiamo una conoscenza decente delle grotte marine liguri, sono 4-5 grotte. Ce n'è, direi adesso a memoria, una ventina ce n'è di grotte. La maggior parte non sono molto grandi, perché per avere belle grotte grandi bisogna andare in coste con rocce carbonatiche, diciamo calcare, come ad esempio il Capo Palinuro. In Liguria i carbonati sono poco presenti. E nell'Adriatico? In Adriatico c'è molto in Istria, se dobbiamo andare invece al lato italiano c'è qualcosa in Salento e qualcosina poco nel Conero. In Marettimo? Perché le coste, l'Adriatico non ha molte coste rocciose da noi, quindi bisogna proprio andare sul tacco. La Puglia è il Tavoliere pugliese, è una calcarenite, quindi lì un po' di grotte ci sono, però i principali sistemi di grotte sono appunto in Campania, tipo di Palinuro eccetera, Penisola Sorrentina, la Sardegna ha delle belle grotte. È il Marettimo che protege. Esatto, cioè bisogna andare dove ci sono rocce carbonatiche, allora lì ci sono grotte grosse. Da noi sono quasi tutte grotte ad erosione marina, quindi relativamente piccole, cuneiformi. Allora, Bergeggi è l'unica, credo, sì, direi l'unica che ha effettivamente la struttura a tunnel, quasi tutte le altre sono a fondo cieco, direi, però dico, ripeto, la maggior parte non sono neanche state mappate, cioè solo tanto inventare, lì c'è una grotta. Abbiamo fatto appunto questo censimento e di molte grotte diciamo sì c'è, è a quella profondità lì e si addentra per una decina di metri, per una ventina di metri, basta. Tant'è vero che adesso Annalisa Zola sicuramente può rispondere meglio di me perché lo sta seguendo. C'è un progetto lanciato dall'MP di Portofino di fare un po' un censimento un po' più serio di queste grotte, vedere quanto importanti sono anche dal punto di vista della conservazione. L'area marina protetta ha il dovere della conservazione, le grotte sono un ambiente da proteggere, quindi deve farlo, perché fra l'altro sono grotte che sono anche visitate regolarmente dai subacquei. Portofino c'è tantissima frequentazione subacquea e fra l'altro, non conoscendole bene, c'è stato anche qualche problema, qualche incidente in grotta, non tanti, ma 2 o 3 ci sono stati di incidenti in grotta a Portofino, quindi è doveroso che l'MP stia facendo il censimento. Non so se Anna vuoi dire qualcosa in merito, avete già qualche risultato preliminare? Sì, allora sappiamo che il microfono
Grazie. Dicevo che sappiamo che nell'area marina protetta di Portofino ci sono 12 grotte in totali, o almeno queste sono quelle che sono state appunto mappate, e noi ora ne abbiamo selezionate 6 intanto, e di queste 6 stiamo facendo la topografia delle foto all'interno delle pareti e della volta per studiare la comunità, e poi c'è tutta una parte di valutazione del capitale naturale, quindi si sta cercando di capire quale valore appunto abbiano queste grotte. È un progetto molto specifico, come diceva il professor Bianchi, che è stato, diciamo, ideato e promosso dall'area marina protetta di Portofino, quindi non è a scala regionale. Non nascondo che l'area marina protetta è stata un po' stimolata da noi altri a fare queste cose, gliel'abbiamo un po' menata, come si dice in termine tecnico. Grazie. Ecco, c'è qualcun altro che vuole? Michele, bravissimo a schematizzare una situazione complessa, molto chiaro. Volevo dare un paio di buone notizie che ogni tanto magari capitano, no? Foca monaca, in base all'ultima valutazione della IUCN, non è più minacciata a livello mediterraneo, è scesa tra vulnerable, quindi sta aumentando la popolazione, e la cosa buona è che abbiamo appena terminato 2 settimane fa un rapporto sullo studio della foca monaca fatto per la prima volta con DNA ambientale e validazione degli avvistamenti. Far riuscire a lavorare un po' di gruppi della foca monaca, come ben sai, è un'impresa quasi impossibile, è come cercare dei giganti in fondo alla grotta, e la foca monaca sta aumentando notevolmente la sua presenza nelle acque italiane e anche nell'area del santuario e nelle coste liguri. È stata trovata, tracce ne sono state trovate a Bergeggi, a Portofino, vicino Imperia, in Corsica, un po' da tutte le parti. Diciamo che dove si è cercata quasi sempre si è trovata. E l'altra cosa che forse può essere più interessante per chi studia le grotte è che il gruppo Foca Monaca ha sviluppato per la prima volta un sistema di riproduzione in video in tridimensione delle grotte. Ho visto le prime prove, sono impressionanti, perché sì, qualcosa ho visto anch'io, sì. Sono veramente impressionanti, volevano proprio provarla a Bergeggi ulteriormente, però il sistema già funziona, ecco. È interessante, e per la foca monaca sempre abbiamo almeno un paio di casi di riproduzione recentissima. In acque italiane? Sì. Ah, questa non lo sapevo, riproduzione proprio. Sì. Caspita, beh. Un cucciolo appena nato, morto, è stato trovato a Briatico, in Calabria, da un sub. Comunque ricordo che giustamente quando ero ragazzino io, foca monaca, si trovava le famiglie nelle grotte della zona di Sarde, no? C'era il Golfo di Orosei, eccetera. E io ringrazio Tony Di Natale per queste precisazioni, direi molto interessanti. Per chi magari non è addentro a queste cose aggiungo due considerazioni. Tutte queste novità vengono fuori dal fatto che sono sempre più disponibili delle tecnologie che fino a pochi anni fa non ci sognavamo. Sicuramente quella che vi ho accennato, il DNA ambientale, oggi sono in grado, chi lo sa fare, io no, di prendere un campione d'acqua, una litrata d'acqua, forse anche meno, e con quelle tecniche di replicazione del DNA, quelle che usano anche la polizia scientifica per recuperare le tracce, no? Eccetera, sono in grado di vedere se un certo animale è passato da quell'acqua, c'è una cosa incredibile. Quindi il semplice passaggio di una foca in un corpo d'acqua lascia una memoria del suo DNA che probabilmente persiste anche in tempi abbastanza lunghi. 48 ore solo? Vabbè, comunque meglio che niente. Per quanto riguarda gli avvistamenti, mi ha fatto molto piacere sentire che invece addirittura hanno visto qualche riproduzione, perché diciamo gli avvistamenti di maschi erratici sono certamente più frequenti, sono un bel segnale, ma chiaramente non sono ancora la prova di una stanzializzazione della cosa, no? Però decisamente questa della Calabria non è male. Marettimo, di cui parlavi prima, una volta la foca monaca ci si andava apposta a vederla. Anche Favignana, insomma. Mammarino. Mammarino, vabbè, insomma, no?
E quindi... Però questa cosa anche del video è interessante, credo di aver capito di cosa parli, è una tecnica in cui proprio, credo che si chiami structure from motion, cioè struttura dal movimento, quindi con delle passate video che riescono in qualche modo con un software a localizzare uno rispetto all'altro e ricostruire una struttura, cioè io faccio col mio video faccio questa girata di questa stanza e il software me la restituisce in 3D giustamente, che sono una cosa effettivamente in terra la usano molto, anche perché in terra la fanno addirittura per aree grandi, sul tipo un ghiacciaio, vogliono mappare perfettamente un ghiacciaio con foto aerea, lo fanno anche in 3D adesso, una valle eccetera. L'ho visto e cominciano a farli anche in mare, ovviamente lì gli spazi sono più ristretti perché le grandi visuali che abbiamo in terra in mare non le abbiamo, no? Cioè quando vedo un panorama terrestre vedo chilometri, in mare se vedo decine di metri è già un lusso enorme. C'era qualcun altro? Altri? Basta? Siete sazi? Sazi mai. Beh, però non si è addormentato nessuno, direi che questo è... No, io li tenevo d'occhio, li ho visti tutti... Attenti. Per forza, è stata interessantissima. Grazie. Allora io vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che la prossima iniziativa degli Amici del Museo sarà il 19 febbraio con una passeggiata nel centro storico per vedere un po' di curiosità. Adesso poi vi sapremo dare maggiori informazioni e ragguagli. Arrivederci a tutti, grazie.